Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano. Allora ragazzi siamo sulla tana del Comendone, setup number 4, non mi ricordo. E niente ragazzi, nuovo acquisto è l'Alienware 15, con la GTX 970 Mobile, i7 da 3.5 GHz, 8 GB di RAM, eccolo qua col mouse nuovo, l'altro mouse un po' più vecchiotto, la tastiera solita. Ecco qua c'è il Comendone, qua non si vede mai un cazzo, PlayStation, Xbox e Sky, però devo un attimo riordinare qua, devo un attimo ordinare il PC qua, bello, cazzuto. Eccolo qua, il televisorone. Dove ecco, c'è la Juve, anche che bello. E niente, insomma, ragazzi, il PC mi è costato 1.300 alla fine, però ho fatto anche 100 euro in più per varie, qua i Blu-ray, intanto la collezione di Blu-ray, con il tablet, le casse e quant'altro. No, dicevo, ho fatto 100 euro in più perché volevo delle garanzie su tutto, insomma, sia eh, sul fatto che se mi può cadere o su altre cose, quindi ho detto piuttosto spendo 100 euro in più, però volevo avere la tranquillità di dire tutto a posto, tutto regolare, mi cade dal quinto piano, ci verso il caffè, queste robe qua, almeno per un anno sono tutelato, ecco che non è male. Poi che altro dire? Adesso proverò un po' di giochi, vediamo un po' a livello prestazionale come va. È chiaro che il mio PC fisso è sicuramente 100 volte superiore, però adesso che viaggio tanto, che vado in giro di qua, di là, soprattutto a Roma dalla fanciulla, magari ogni tanto, tac, ci sta la giocata tattica. E niente, ragazzi. E niente, intanto abbiamo visto insomma un po' le bacheche comendiane, i modellini del Comenda che voglio fare tutta la Formula 1, la sedia che l'ha un po' messa la cazzo di cane. E comunque insomma veramente ci spero tanto sto portatile perché ho cercato portatili di tutte le marche, tutti i tipi. Adesso vediamo con questo Alienware, speriamo bene. Adesso voglio farmi anche la bachechina dove mettere le Formula 1. Chiaramente lo spazio non è tanto, però dopo insomma, quando comprerò la casa, quella cazzuta, insomma, quando insomma, andrò via di casa e prenderò la mia casa, sicuramente avrò più spazio per poter mettere le cose per bene, fare l'impiantino come dico io, e robe così, ragazzi. Non le sue passioni, la mia è questa. Niente, ragazzi, dai, un saluto dal Comendone veneziano. Alla prossima. Ciao! Viva la tana del Comenda!